Benvenuto qui al punto al sindaco di Sauris, Ernest Petris. Benvenuto sindaco. Sì, grazie a voi. Bene, allora qui da Telefriuli ci colleghiamo col sindaco di Sauris per capire anche un po' com'è la situazione a Sauris, che è stata complicata un po' anche dal maltempo, no, caro sindaco? Come è la situazione in generale? Sappiamo che il virus, il coronavirus ha colpito un po' tutto il mondo e quindi anche noi siamo in ambasce, però avete avuto anche il maltempo che vi ha complicato la vita. Sì. Ma partiamo dal virus. Noi siamo stati per lunghissimo tempo Covid free, poi purtroppo anche da noi nel mese di novembre abbiamo avuto i nostri casi, si sono susseguiti in particolare 7 casi di contagio, adesso ne abbiamo solo uno che però di fatto è di una residente a Sauris ma che sta in una viene assistita in un altro comune, diciamo, quindi non è qua in loco. Quindi in questo momento siamo bene col Covid, no? Avevamo un problema con Ampezzo, perché Ampezzo ha avuto dei numeri importanti, quindi eravamo un po' preoccupati, ma adesso anche loro hanno risolto in parte, quindi siamo abbastanza bene. Tutto bene, insomma. Tutto bene. Però c'è il maltempo che abbiamo un po' complicato, una nevicata straordinaria. Sì. Proprio l'ironia della sorte, nel momento in cui la neve arriva, purtroppo il turismo si ferma. Il turismo è fermo praticamente da novembre, però devo dire i danni peggiori non li abbiamo avuti adesso in questa nevicata di cui ne parlerò fra un attimo, ma i danni peggiori per la neve li abbiamo avuti con le nevicate dal 5 all'8 dicembre, no? Perché la nevicata non è stata importante, però poi è arrivato il vento e quello che Vaia non era riuscito a buttare giù, i boschi sono indeboliti e il vento ha buttato giù, ha praticamente chiuso tutte le strade fuori dai centri abitati, no? Fuori dai centri abitati. La viabilità per le malghe è praticamente distrutta, ci sono centinaia di piante per terra. Su questo la regione ha già richiesto lo stato di calamità naturale e adesso stiamo provvedendo alle prime stime dei danni. E verrà incontro perché effettivamente la zona va messa a posto. Sì. Invece su questa nevicata, sì, qui abbiamo raggiunto, no? Incredibile, 1,80 m circa sui tetti di Saur di sopra, poco meno 1,50 m sui tetti di Saur di sotto, no? Era tanti anni che non arrivava una nevicata. Erano 7 anni che non avevamo una nevicata di questo tipo, no? Diciamo però la fortuna essere in quota ci ha aiutato e quindi non è stata neve pesantissima, no? E quindi anche il discorso dei tetti, la necessità di pulizia dei tetti non è stata una necessità immediata, ma ci stiamo provvedendo in questi giorni, no? Più per precauzione che per il peso, no? Abbiamo iniziato sia con i tetti del patrimonio comunale e poi anche per i privati abbiamo messo a disposizione una ditta per la pulizia delle strade e dallo sgombero dei tetti, no? Su questo vorrei aggiungere che abbiamo avuto una grossa mano da parte dei gruppi di protezione civile di diversi comuni della Bassa, no? Sono venuti su da Fiumicello, da Pagnacco, da San Vitto, da San Giorgio, quindi nei primi giorni, quando c'era la necessità di pulire anche le stradine interne, i marciapiedi eccetera, abbiamo avuto una grossa mano. È la dimostrazione che la nostra regione, quando c'è la solidarietà di base, funziona anche eccetera. Insomma, una bella cosa che purtroppo succede solo in queste calamità, che purtroppo sono anche spesso degli eventi che ci toccano. Ecco. Sì. Bene, però poi avete anche i lavori, diciamo così, normali, no? Come i lavori pubblici, quelli che, a parte le strade, ma poi avete anche qualche iniziativa particolare, degli uffici, non so. Ma allora, come lavori pubblici noi abbiamo, diciamo, stiamo rimettendo a posto da qualche anno un po' tutto il patrimonio comunale, no? Sauris ha, come comune, come amministrazione, è proprietaria di diversi alberghi, no? Che dà in gestione, ed erano un po' antiquati. Stiamo iniziando a metter mano, 2 alberghi sono già stati ristrutturati e ci stiamo proiettando per rivedere gli altri. Un grosso sforzo, l'abbiamo fatto questi ultimi anni, continueremo a farlo, sulla zona del centro dello sport del benessere.
quindi dove abbiamo, è già ripartito tutto, campeggio con 90 piazzole, centro benessere ben avviato, bar-ristorante, cavalli, eccetera, eccetera. E diciamo un polo di servizi del turismo per gli albergatori e per gli appartamenti. Anche perché voi siete un punto di riferimento internazionale, insomma, no? Sì. Lo sanno tutti, insomma, un punto di riferimento molto importante, che è una vetrina anche che attira tutta la regione. Poi da due anni a questa parte siamo ripartiti anche con le attività sul lago. Era 20 anni che eravamo fermi, adesso ci sono visite guidate naturalistiche, ci sono canoe, pedalò, vari attrezzi di cui non conosco neanche bene il nome, so che c'è gente che va via in piedi per il lago, appoggiata su questi affari, ed è molto bello per 2 mesi. Poi in aggiunta, ultima novità, ma credo lo sappiate tutti, partita a luglio dell'anno scorso, la zipline, no? Zipline che sono praticamente 3 chilometri di corda, di teleferica, divisa in 3 tratte. La più lunga è la parte più bella perché sorvola praticamente tutto il lago, no? C'è stata la fila, c'è stata la coda, ci sono state già più di 7.000 discese. Si pensa... Tutto sole il sindaco, Sì, insomma. sì, sì. Benissimo, è andata benissimo. Si pensava, almeno il proprietario, di fare qualcosa anche adesso nel periodo invernale, ma purtroppo nevicate, Covid, eccetera, chiaramente siamo fermi. No, Ma sappiamo. l'attività poteva essere fatta anche d'inverno. Quindi vi rifarete il prossimo anno sicuro, perché insomma Prossimo anno facciamo, sì. qua senza precedenti. Volevo chiederti, le risorse del personale ne avete abbastanza oppure avete dovuto muovere? Siete stretti, insomma. No, ma allora noi paghiamo un po' come buona parte dei piccoli comuni una carenza enorme di personale. Io questa mattina ho fatto un incontro proprio con tutto il personale del comune, dall'operaio, detto operaio perché ne abbiamo uno solo, Sì, cioè sì. rendiamoci conto, noi siamo un paesino piccolissimo, però a livello turistico abbiamo qualche numero importante, no? Esattamente. Quindi la necessità di mantenere il territorio. Noi abbiamo un operaio. Questo solo per rendere l'idea. Per gli altri servizi siamo carenti come personale, ma siamo carenti soprattutto su quello che è il personale, diciamo, dirigente, no? Io mi trovo nella situazione a dover sopperire a farmi carico di essere capo ufficio dell'ufficio tecnico e della ragioneria, cosa che non è del tutto consona a un amministratore, anche perché non c'è una divisione dei ruoli, no? E questa è una grossa carenza, ma che non ha solo il comune di Sauri, tutti i piccoli comuni, Come se perlomeno. l'avete a scavalco, immagino, oppure l'avete per un periodo fisso? Che cosa? Segretario comunale. Perché Il quello... segretario comunale non ce l'abbiamo fisso, però a tempo determinato. Ogni 3-4 mesi c'è Ho un capito. rinnovo che non è la soluzione ottimale, no? Diciamo, no? Avremo necessità di avere qualcosa di più strutturato. Esatto, sì. Però il mio appello appunto alla Regione è quello di intervenire su queste situazioni, no? Anche perché in Regione sono a conoscenza di queste difficoltà. Abbiamo parlato anche con i prefetti per quanto riguarda i segretari comunali, per il personale anche con l'assessore. Ci sono delle situazioni dove un piccolo comune ha comunque tutta una serie di incombenze che sono uguali a livello amministrativo a quelle di un grande comune. Però il personale è quello che è, non si riesce, siamo in piena emergenza. Quindi i servizi sono un po', diciamo così, dovrebbero essere più tempestivi, ma fate quello che potete, insomma, che è evidente. Facciamo quello che possiamo e quindi si auspica sempre di più, poi là dove si riesce ci si coalizza, si fa convenzioni con altri comuni, nella logica che dei gruppi di lavoro convenzionati rendono meglio, sono più specialisti su alcuni settori, insomma. Ecco, a proposito di altri comuni, no? Le UTI sono state archiviate, per cui adesso avrete la necessità, se non l'avete già fatto, di fare delle convenzioni oppure degli accordi con comuni oppure nelle comunità, insomma, come vi organizzate? Ma diciamo che rispetto alla 26, alla legge 26 che regolava le UTI, adesso è stata data libertà ai comuni di decidere praticamente su tutte le convenzioni, no? Noi come amministrazione abbiamo riconfermato alla comunità di montagna
le stesse convenzioni che avevamo con l'UTI, no? Con qualche perplessità, per esempio sulla polizia municipale, perché attualmente la polizia municipale della comunità di montagna è dislocata in 3 punti: Villa Santina, Tolmezzo e Arta. Allora, come si può pensare di avere un servizio di polizia municipale quando tutto è concentrato a Fondovalle, no? Poi noi abbiamo delle necessità a livello turistico, no? Quindi la possibilità... la polizia lì in loco, perché insomma... Sì, no? Perlomeno nei periodi di maggiore afflusso turistico è indispensabile avere una presenza ogni tanto anche di servizio della polizia. È chiaro, se tutti sono dislocati a Fondovalle, adesso da parte della comunità di montagna c'è una disponibilità al dialogo e vediamo se è possibile avvicinare alcuni centri di personale della polizia più sull'Alta Vallata, insomma. Ecco, senti, poi avete anche le associazioni, protezione civile, tu hai citato giustamente la protezione civile, che l'avete anche voi in loco, eccetera, e quindi che dà una mano per gli eventi quando ci sono, che sono importanti, con un turismo, un afflusso veramente straordinario ogni volta, no? Per Sì, cui sì, sì. le associazioni vi daranno una mano, quindi sarà un sollievo, anche se è un sacrificio, perché mi rendo No. sono ore e ore di lavoro, insomma. Ma allora, guarda caso, 3 dei 4 gruppi di protezione civile che sono venuti su a spalare la neve Sì. erano gli stessi gruppi che venivano d'estate alla festa del prosciutto. Ecco, quindi sapevano la Diciamo, zona. da un lato era servizio, da un lato era anche mangiar bene, no? Sì, E vabbè, quindi abbiamo un rapporto ormai pluriennale con molti gruppi, no? In particolare per quelli che sono quei 2 o 3 eventi principali come la festa del prosciutto, il mercatino di Natale. Chiaramente adesso tutto è sospeso, tutto... ecco, la viabilità è comunque aperta sia da una parte che dall'altra, no? Da un versante friulano che dall'altra parte. No, la viabilità è aperta solo dal versante friulano. Ah, No? quindi là non c'è Poi, ancora. sì, si va in quota dall'altra parte fino a 1.800, per cui non è proponibile. Con le nevicate di dicembre e di gennaio abbiamo avuto grossi problemi, perché in entrambi i casi la strada, la provinciale 73, è stata chiusa per 2 giorni, perché c'è un punto particolare in cui scendono le slavine e fino a che non scaricano, siamo andati anche con l'elicottero a verificare, non c'è la garanzia della sicurezza, no? E su questo verranno fatti dei grossi lavori, spero il prossimo anno, che inizino per mettere in sicurezza quella zona. È stata allertata, la regione dovrebbe Sì, fare dovrebbe intervenire. il suo, insomma. Bene, caro Sito, tu hai dato uno spettro veramente, insomma, completo della situazione di Sauri. Io ti ringrazio per la chiacchierata No, grazie a te, grazie a che hai te. dedicato, e naturalmente io spero di averti di nuovo qui ospite al punto delle Friuli, e naturalmente viva Sauris, perché insomma è nel cuore di tutti noi. Ti aspetto per una fetta di prosciutto, un po' di birra. Bene, ciao. Saluto, ciao. Mandi, mandi.